La santità è dono e chiamata, il pensiero del Papa all'Angelus nella solennità di tutti i santi. Francesco ha ricordato i santi della porta accanto che sono un riflesso della presenza di Dio. I santi sono quelli che determinano la realtà della storia del mondo. Nella riflessione in cattedrale, Monsignor Tanasini ha evidenziato il mistero dell'amore di tanti che si incontra con l'amore misericordioso di Dio. La santità richiede un incontro e la necessità di mettersi in cammino. Con questa consapevolezza alcune centinaia di giovani si sono ritrovati a Sestri Levante per passare insieme la notte del 31 ottobre. Tentativi di furto in zona Rialto a Chiavari e Levi, ladri in azione ieri nel tardo pomeriggio, i sistemi di allarme e il passaparola tra vicini hanno messo in fuga i malviventi, indaga la polizia. Lunedì e martedì a Chiavari torna il saloncino dell'orientamento con gli stand di 10 istituti scolastici. Tra le novità i corsi dell'Accademia del Turismo, Liceo Gianelli ed un nuovo corso all'Istituto in memoria dei morti per la patria. Oggi alle 18 Salernitana e Entella, i biancocelesti tornano in campo dopo la vittoria contro il Cosenza, di fronte a una squadra forte e organizzata a pari punti con i chiavaresi. Buongiorno a tutti, ben arrivati a Tigullio. Oggi in apertura ritorniamo alle celebrazioni nella solennità di tutti i santi. Il Papa all'Angelus ha richiamato la santità come dono e chiamata. Francesco ha invitato a compiere la tradizionale visita ai cimiteri come un vero e proprio atto di fede. Ha ricordato che esistono tanti santi della porta accanto che sono riflesso della presenza di Dio. Sentiamo. Un cielo aperto ha accolto i fedeli in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus nella solennità di tutti i santi. Prima di recitare la preghiera mariana, il Papa ha messo in rilievo la forza e la bellezza di questa festa. I santi e le sante di ogni tempo, ha spiegato il pontefice, non sono semplicemente dei simboli, degli esseri umani lontani e irraggiungibili, al contrario, sono persone che hanno vissuto con i piedi per terra. Hanno sperimentato la fatica quotidiana dell'esistenza con i suoi successi e i suoi fallimenti, trovando nel Signore la forza di rialzarsi sempre e proseguire il cammino. Con la grande semplicità di sempre, Francesco ha ricordato come i santi abbiano vissuto il pellegrinaggio terreno. La santità, ha avvertito, non è merce di scambio proprio in virtù del suo essere dono della grazia di Dio. Un dono che però è possibile accogliere, maturando sempre più la consapevolezza che siamo innestati in Cristo come il tralcio è unito alla vite. Camminiamo verso quella città santa, dove ci aspettano questi fratelli e sorelle santi. È vero, noi siamo affaticati dall'asprezza del cammino, ma la speranza ci dà la forza di andare avanti. Oggi 2 novembre è il giorno che la Chiesa dedica alla commemorazione di tutti i fedeli defunti. Il Vescovo presiederà nel cimitero di Chiavari la Santa Messa in suffragio di tutti i defunti alle ore 15:30. Alle 18 la celebrazione eucaristica sarà nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Entrambe le celebrazioni saranno trasmesse in diretta TV su Telepace 1 al canale 15. Ieri pomeriggio Monsignor Alberto Tanasini ha presieduto la Santa Messa nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, proponendo una riflessione sulla celebrazione che parte dalla visione di Giovanni, di una schiera, di una moltitudine di persone che attornano Dio in paradiso. Sentiamo. La visione di Giovanni narrata nelle scritture ci apre una finestra sul cielo e ci fa vedere una realtà popolata. Dio non è solo isolato, ma circondato da una schiera immensa di persone. È da questa immagine che parte la riflessione di Monsignor Alberto Tanasini nella messa presieduta in cattedrale per la solennità di tutti i santi. Questa visione ci dice la forza e l'impegno dei santi. Sono loro che decidono in un qualche modo del momento in cui cielo, terra e mare finiranno. Sono persone segnate dal nome di Dio, ma non sono separate da noi, ha spiegato il Vescovo. C'è una comunione profonda tra noi e loro, ha poi proseguito utilizzando l'immagine di una competizione all'interno di uno stadio. C'è una comunione profonda tra loro e noi. Dice la lettera agli Ebrei che saremmo nel mondo come in uno stadio, dove noi stiamo correndo e dove sugli spalti ci sono coloro che sono già arrivati alla gloria
e ci sostengono col loro incoraggiamento. Oggi diremo fanno il tifo per noi, ci aspettano, desiderano che anche noi siamo vincitori. I santi intercedono per noi in quel grande mistero in cui l'amore di tanti si incontra con l'amore misericordioso di Dio. Questa comunione, ha proseguito Monsignor Tanasini, è una certezza che nasce dal fatto che noi siamo figli di Dio. Anche noi dunque abbiamo parte a quella gloria che ci attrae e ci richiama. Oggi sentiamo questo invito a correre nel nostro stadio col tifo dei nostri fratelli santi. Ecco la festa di tutti i santi, la gioia di oggi, lo sguardo, la beatitudine. La felicità non è un'illusione, perché Cristo Signore, col suo sangue, ci ha purificati e ci ha dato una veste candida. Nella notte dei santi circa 300 giovani della diocesi di Modena hanno raggiunto Sestri Levante per trascorrere insieme ai loro coetanei di Chiavari questa serata in modo diverso e originale. Il cammino tra le due baie e la sosta nella chiesa di Santa Maria di Nazareth hanno offerto loro la possibilità di riflettere sul tema della santità. Le favole, la casa di Maria, il silenzio, tre elementi caratterizzanti per la veglia della Notte dei Santi, animata a Sestri Levante da circa 300 giovani provenienti dalla diocesi di Modena e partecipata da molti ragazzi della diocesi. Una tradizione, quella modenese, che parte da una consapevolezza: la santità richiede un cammino. Ci siamo detti, ma perché non far vivere la bellezza di tutti i santi con quel esclamativo, ma perché non diventare tutti santi? E allora come si fa a diventare santi? Ci si mette in cammino. Prima ci si incontra, quindi giovani di più parrocchie che si incontrano in un cammino insieme, che si fa sinodo, si fa pellegrinaggio alla scoperta della bellezza della santità, e l'Italia ci aiuta. Dai luoghi percorsi nella veglia ha preso spunto la riflessione pronunciata dal vescovo di Modena, Monsignor Erio Castellucci. Partendo dalla favola del brutto anatroccolo, che forse lo scrittore danese Hans Christian Andersen scrisse proprio a Sestri Levante, il vescovo ha indicato un percorso personale per ciascuno. Dentro di noi ci sono tanti brutti anatroccoli, che sono i nostri difetti, ma a volte anche le nostre paure, perché noi spesso non riusciamo a trasformare in cigni questi anatroccoli, perché siamo presi dal timore, ci chiudiamo, ci giudichiamo, e invece il Signore riesce a farci capire che di doni ne abbiamo davvero molti. Possiamo davvero metterli a servizio e quindi tirare fuori questi bei cigni che dormono dentro di noi. I giovani hanno potuto fare esperienza di una visione di chiesa allargata oltre i confini della propria realtà parrocchiale. Stare magari nella nostra città da soli renderebbe il tutto un po' più difficile, soprattutto perché vedi magari gli altri che vanno a festeggiare in modi anche non sempre in linea con quello in cui crediamo, quindi ovviamente essere qua con tanti altri giovani come noi aiuta ed è bellissimo. Nella suggestività della Baia del Silenzio, illuminata dai flambeau, il momento conclusivo con lo sguardo rivolto al cielo. La santità non è una realtà che fa dormire, ma è gioiosa, che la persona santa è una persona che sa trasmettere la gioia. E chiudiamo la pagina diocesana con un appuntamento che inizia domani, la visita pastorale all'ambito di Lavagna. La celebrazione delle 11 nella Basilica di Santo Stefano sarà presieduta dal Vescovo. Non saranno celebrate le messe alle 10 a Santo Stefano, alle 11 a Nostra Signora del Ponte e a Maria Madre della Chiesa a Cavi Arenelle. Ora uno sguardo invece alla cronaca. Dalle 9 di questa mattina è scattato l'allerta gialla su tutta la Liguria. Per quanto ci riguarda, la zona C, l'allerta gialla iniziava proprio alle ore 9, ma vediamo che proprio in questo momento è arrivato anche un aggiornamento che innalza il livello di allerta per quanto riguarda la zona dell'estremo Levante e il suo entroterra. Vediamo proprio la cartina della nostra regione che si è colorata di arancione sulla zona C. Andiamo a vedere nel dettaglio un allerta arancione che scatterà alla mezzanotte di
di quest'oggi per protrarsi sino alle 14 di domani, quindi per la domenica allerta arancione dalla mezzanotte alle 14 sui bacini piccoli e medi nella zona Cilo, zona del Levante, allerta che poi verrà declassata a gialla sino alle 17 per poi diventare verde, mentre per i bacini grandi, quindi come quello dell'Entella, vediamo che l'allerta rimarrà gialla sino alle 8 di domani mattina e diventerà arancione dalle 8 sino alle 19 di domani. Quindi c'è questa ulteriore coda di maltempo che riguarderà la giornata di domani. Andremo a vedere se nel corso del TG avremo ulteriori dettagli. Ora parliamo invece di alcuni tentativi di furto che sono stati messi in atto proprio nella giornata di ieri, nel giorno di Tutti i Santi. Dopo un periodo di tranquillità, i ladri sono tornati in azione nel quartiere di Rialto, a Chiavari e a Levi. Almeno 3 i tentativi di furto che si sono verificati ieri in zona. Indaga la polizia, l'attenzione è altissima da parte di tutte le forze dell'ordine. Sentiamo. C'è un aspetto inquietante nella vicenda che ieri ha tenuto in apprensione la zona di Levi e Rialto. I ladri hanno colpito casa dopo casa, incuranti degli allarmi e della presenza di persone nelle abitazioni. Per fortuna non è stato rubato nulla. I tentativi di furto, sono almeno 3 quelli segnalati alla polizia di Chiavari, non sono andati a buon fine. Dopo un periodo di tranquillità torna la paura tra gli abitanti della zona. Ieri, racconta una residente, i ladri hanno rotto con una pietra la finestra di una casa e sono entrati nonostante i proprietari fossero all'interno. Questi, secondo la testimonianza, si sono chiusi a chiave e hanno avvertito con il cellulare gli altri vicini. Spaventati, i malviventi sono scappati via. È successo tutto tra le 18 e le 19 del giorno dei Santi. L'area di Rialto e Levi è molto popolata ma anche dispersiva. I ladri hanno setacciato l'area muovendosi di casa in casa e sfuggendo alle forze dell'ordine che intanto erano giunte in zona. Ma se c'è un aspetto che inquieta, ce ne sono anche un paio positivi. Intanto i sistemi di allarme che hanno consentito di avvisare i padroni di casa tempestivamente e sventare gli attacchi. Secondo punto, forse il più importante, la solidarietà tra vicini. Le persone hanno comunicato tra loro grazie ad un gruppo WhatsApp del quartiere, nel quale c'è stato un veloce passaparola e che in quel momento ha funzionato più di ogni altro social. Oggi lo sottolineano anche polizia e carabinieri, che spiegano come l'area di Rialto e Levi sia storicamente attenta e vigilante su questi episodi di cronaca. Un sistema che potrebbe essere adottato da ogni quartiere in ogni comune? Sicuramente un'idea. Intanto i residenti di Rialto vorrebbero che il gruppo di WhatsApp non fosse solo virtuale, ma che tutti si incontrassero per conoscersi meglio e riflettere anche su quanto accaduto. Intanto la polizia sta indagando sui fatti di ieri, sotto controllo le telecamere di videosorveglianza e pattuglia in giro per presidiare la zona nel weekend, con il consiglio di chiamare le forze dell'ordine per ogni sospetto, anche piccolo. Sulla strada che collega Santa Margherita Ligure e Portofino è stata inaugurata una targa che ricorda la mareggiata di fine ottobre dello scorso anno e il grande impegno per la ricostruzione. Nel sottolineare la capacità e la prontezza del sistema ligure di protezione civile, il presidente della regione Giovanni Toti ha dichiarato: celebriamo il lavoro di tanti uomini e donne, volontari, tecnici, amministratori che in meno di un anno hanno ridato a questo golfo la sua bellezza. Stiamo vedendo alcune foto. Parliamo ora del saloncino dell'orientamento che si svolgerà da lunedì sino a martedì a Chiavari. Le scuole superiori del territorio presenteranno la loro offerta formativa agli studenti dell'ultimo anno della scuola media. Il saloncino precede di qualche giorno il Salone dell'orientamento di Genova, che si svolgerà al Porto Antico nei giorni dall'11 al 14 di novembre. L'offerta formativa nel Tigullio, così come in tutta Italia, si è moltiplicata e parallelamente è cambiata anche la realtà del mondo del lavoro. Orientarsi dunque è diventato essenziale. Risponde a questa esigenza delle famiglie e dei ragazzi il saloncino dell'orientamento che si svolgerà a Chiavari nei locali dell'Auditorium San Francesco lunedì e martedì. Le offerte sono tante, il saloncino dà un'immagine un po' complessiva di quello che il nostro territorio può offrire. È necessario anche ragionare sull'orientamento scolastico e quindi sulla scuola che i ragazzi frequenteranno per i prossimi 5 anni, con questa apertura a capire l'evoluzione che la nostra società e la nostra realtà economica
avrà nei prossimi anni. Quindi un orientamento è ancora più necessario di prima. Promossa dal Comune di Chiavari, in accordo con Città Metropolitana di Genova e Regione Liguria, l'iniziativa viene riproposta anche quest'anno con modalità simili a quelle dello scorso anno. Le mattine saranno dedicate alle scuole, i pomeriggi sono ad ingresso libero per le famiglie con orario 14, 18 e 30. Sono 10 le scuole che prendono parte all'iniziativa. Fra le novità un consolidamento dell'offerta formativa dell'Accademia del Turismo di Lavagna e il nuovo curriculum degli studi del Liceo Scientifico Sportivo Gianelli. Fra le novità anche un nuovo corso che sarà avviato all'Istituto in memoria dei morti per la patria di Chiavari. Si tratta di un corso che aiuta i ragazzi a prepararsi alla gestione della pubblica amministrazione, di tutti gli enti di pubblica amministrazione, in particolare del Comune. La grossa novità è che questo corso nasce con un protocollo d'intesa tra Comune e Istituto, dove il Comune si impegna a fornire le necessarie lezioni, visite e comunque a collaborare nella preparazione anche del programma, e l'Istituto Tecnico si impegna a piegare i propri programmi in questo senso. Noi abbiamo bisogno oggi più che mai, come enti pubblici, di una competenza specifica, in tutti i campi, nei servizi sociali come nell'edilizia pubblica o nell'edilizia privata. Abbiamo bisogno di persone competenti. Il piano di dimensionamento scolastico, che contiene tutte le novità relative all'offerta formativa in Liguria, è stato approvato dalla Commissione regionale competente. Contiene l'istituzione di un istituto comprensivo in Valle Scrivia ed un potenziamento dei corsi serali che inizieranno nel prossimo anno scolastico in diverse scuole, tra cui il Liceti di Rapallo. Cresce l'offerta anche per il settore agrario e agroalimentare con l'attivazione di nuovi corsi nel Ponente e a Genova. Ora il piano dovrà essere approvato in Consiglio regionale, dove arriverà il 19 di novembre. Resterà aperta sino a domani, domenica 3 novembre, l'esposizione di oggetti recuperati dal guardaroba e dal magazzino cittadino dalla Caritas diocesana e promossa insieme alla cooperativa Nabot. È allestita oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 all'auditorium del Centro Sociale San Giovanni in via Raggia Chiavari. Il titolo: Tesori di scarto. In ogni cosa si nasconde un tesoro. Allora questa mostra vuol proprio far vedere che nelle cose che la gente lascia si nasconde una seconda vita. Abbiamo costruito borse, astucci, sciarpe e tante altre cose. I mobili sono stati puliti, risistemati e anche quelli sono pronti per andare ad abitare in una casa nuova. Si vedono diverse persone che stanno venendo. È venuta tanta gente, sì, sia oggi che ieri, siamo aperti fino a domani alle 7, quindi vi aspettiamo, ma abbiamo avuto una buona affluenza di persone che apprezzano. Ecco, e le offerte? Le offerte sono per i progetti della Caritas del guardaroba, per cui verranno poi reinvestiti nell'acquisto di materiali di prima necessità che servono alle persone che non possono permetterselo. Questa idea come è nata di fare la mostra? Allora, questa idea è nata dal vedere quante cose belle ci sono in giro e che possono essere riprese, rimesse insieme. Ad esempio abbiamo visto che ad esempio 2 cravatte bellissime sistemate insieme possono diventare una cintura, quindi hanno davvero un'altra possibilità. Cosa dite di questa mostra? Direi che è una cosa molto interessante ed è un'iniziativa encomiabile, in quanto sono oggetti semplici, dati dalla gente con cuore, e con cuore poi successivamente verrà donato il ricavato. Sono iniziative, ripeto, che bisognerebbe riproporre più volte, proprio perché danno una realtà di quello che è la brava gente, la gente che è semplice, come siamo noi poi del resto. Il Forum Ligure delle associazioni familiari ha scritto a deputati e senatori eletti in Liguria chiedendo una maggiore attenzione alle politiche familiari e demografiche in sede di predisposizione della legge di bilancio. La presa di posizione del Forum Ligure si inserisce dunque nell'acceso dibattito di queste ore sulla bozza del documento, con una richiesta precisa, quella di introdurre nella manovra l'assegno unico per tutte le famiglie con figli. Il Forum inoltre respinge al mittente le misure ipotizzate che, si legge in una
la nota, hanno il sapore dell'assistenzialismo e della provvisorietà. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e la pagina sportiva. Avvenire in primo piano l'inchiesta del quotidiano cattolico Bia resta al lavoro anche per l'Italia, rinnovata l'intesa con la Libia, nella guardia costiera il trafficante ospitato a Roma. La Lancurdi intanto con 88 profughi va a Taranto ha trovato l'accordo sui ricollocamenti in Europa. Città soffocate dallo smog e New Delhi chiude sempre su Avvenire, livelli record di polveri sottili nella capitale indiana, 25 milioni di abitanti, fermate scuole e attività all'aperto, mezza Asia dicono gli esperti a rischio per i mari. Sempre da Avvenire, case popolari, l'Italia dimenticata, viaggio nelle periferie delle nostre metropoli dove resistono degrado, marginalità e tensioni sociali soffocate. I problemi, liste d'attesa lunghissime, occupazioni all'ordine del giorno, inerzia di comuni e regioni. E poi andiamo nelle zone terremotate, Visso più forte del terremoto, così ricominciamo a vivere. Tra i segnali di speranza, i giovani che entrano in politica e l'ondata di nuovi nati che ripopola l'asilo nido. L'apertura del secolo XIX, la manovra fa litigare il governo, scontro aperto su tasse green. Renzi di nuovo critico, solo noi tagliamo le imposte mentre Conte replica, basta con le bugie. Dalle pagine interne un futuro stellato per Portofino, Cracco punta sul mitico Pitosforo, lo chef allievo di Marchesi in trattativa per lo storico ristorante amato dalle star del jet set internazionale. Dalle pagine del Levante l'apertura a Fabumi, il Festival del Turismo Sostenibile, Itaca porta una folla di visitatori ai castelli e ancora in programma iniziative domani e lunedì. E intanto a Santa Margherita Ligure è stata inaugurata la targa al Pino della Carega, simbolo del territorio, è l'albero che resistette alla furia del mare, l'iniziativa della Regione con la partecipazione delle autorità locali. È stato approvato dalla Regione il piano triennale delle opere di difesa del suolo, alluvioni e dissesto da prevenire, il conto in Riviera è di 80 milioni. C'è un'ordinanza della sindaca Ghio a Sestri Levante, sono previste nelle prossime ore una mareggiata con onde alte fino a 6 metri, dunque chiudere la baia di Renà, questa l'ordinanza. Da Sestri a Lavagna ricostruire il litorale con la sabbia dell'Entella sono i due progetti presentati alla Regione per il finanziamento. E andiamo ora per tutti gli aggiornamenti in redazione, per noi oggi Maurizio Garreffa. Grazie Cristina, un saluto a tutti. Destano qualche preoccupazione i lavori che stanno interessando il Rio Vignale a San Colombano. I consiglieri comunali del gruppo Territorio e Sviluppo, Claudio Solari, Mirko Aste e Sergio Vaccaro, intervengono oggi con una nota per segnalare crepe e cedimenti lungo il muro perimetrale del cimitero e in alcune tombe. Il cantiere di lavoro infatti sta interessando anche la zona del Camposanto. I consiglieri hanno presentato un'interrogazione al sindaco chiedendo di effettuare controlli, anche perché a partire da lunedì un nuovo grande mezzo meccanico effettuerà nuovi interventi lungo il muro perimetrale del cimitero, con conseguente chiusura totale della strada comunale di Vignale. È tutto a te Cristina. Bene, grazie. Apriamo ora la pagina sportiva. La Virtus Entella torna in campo oggi alle 18 a Salerno contro i padroni di casa della Salernitana nell'11ª giornata del campionato di calcio di Serie B. Una partita di certo delicata per i biancocelesti che tornano in campo dopo la vittoria al Comunale contro il Cosenza. Sentiamo l'intervista nel prepartita al mister Boscaglia. Le chiedo al gol di Poli, anche psicologicamente, quanto è servito per preparare questa partita per affrontarla nel migliore dei modi? Ma la vittoria fa sempre bene, è naturale questo, soprattutto dopo un periodo in cui abbiamo raccolto poco rispetto anche a quello che abbiamo prodotto. Quindi importante il gol di Poli, importante la prestazione della squadra, perché comunque la vittoria è arrivata attraverso una buonissima partita, buon gioco, delle trame di gioco interessanti, abbiamo concesso poco all'avversario, quindi squadra è viva, ma lo sapevamo già, soprattutto nelle ultime uscite stavamo facendo veramente molto bene e quindi dai, ci siamo ripresi un po' quello che avevamo lasciato un po' per strada e adesso dobbiamo ricominciare perché la classifica è buona, ma dobbiamo assolutamente cercare di migliorarla di giorno in giorno. Al netto di una fase difensiva che funziona molto bene, anche cambiando interpreti e moduli, c'è forse da migliorare qualcosa in fase offensiva, anche se create tanto. Come si migliora questo aspetto, mister? No, non c'è da migliorare, nel senso che c'è da aspettare il momento giusto, perché è una squadra che crea, la squadra gioca, crea tanto, quindi significa che comunque i giocatori
hanno voglia anche durante gli allenamenti di fare le cose giuste. Quando ti trovi lì spesso vuol dire che comunque ci sei, vuol dire che lavori bene, dobbiamo aspettare il momento giusto. Tra l'altro i nostri attaccanti sono attaccanti che hanno sempre fatto gol, quindi non hanno dimenticato a fare gol, e non mi aspetto solo i gol degli attaccanti, mi aspetto anche i gol dei centrocampisti, degli esterni, quindi vediamo, dobbiamo aspettare solo il momento giusto. Secondo me una serie di circostanze che ha portato appunto a costruire tanto e fare pochi gol, poi magari ci sarà il momento in cui costruiremo meno e faremo più gol. Salernitana, squadra forte, costruita per stare ai vertici, e si va in uno stadio molto caldo, molto complicato, però sono anche quelle partite che esaltano il suo gruppo, mister, queste. Bellissimo, uno stadio veramente bello, grande, grandissimo, contro una squadra forte. La presenza del mister Ventura ne certifica la forza, quindi abbiamo una partita complicata da affrontare, ma allo stesso tempo andiamo lì con la consapevolezza di poter fare una grande partita. Sarà una partita combattuta tra due squadre che vogliono fare i punti, tra due squadre buone, vedremo quello che succederà. Poi sai, spesso il risultato è anche figlio di episodi, cercheremo di portare gli episodi a nostro favore. La partita salernitana Virtus Entella sarà proposta in differita su Telepace 1 lunedì sera dopo la trasmissione direttamente su intorno alle 22:15 circa, trasmissione direttamente su che sarà invece dedicata al Sinodo per l'Amazzonia. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale, l'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.